Siamo sempre qua all'Osteria Beltrame e purtroppo ho assaggiato una carne buona. Cioè, dico purtroppo nel senso che immagino che costi un sacco di soldi. Macelleria da Massimo, Spresiano, ed è uno dei partner abituali di Laura e di Samuele per quanto riguarda le carni. Allora Massimo, prima di tutto dovrei intervistare lei perché è l'anima comunicativa dell'azienda, della tua azienda, no? Però un po' di storia prima di tutto, ce la fai te e dopo ti prometto che intervisto solo lei e mi fa anche più piacere, non so perché, ma... Niente, noi siamo una piccola macelleria che abbiamo aperto nel 2006. È un mestiere che a me è stato tramandato da generazione, diciamo, ho sempre avuto la passione fin da piccolo, il mio sogno era diventare macellaio e alla fine ho lavorato un po' di anni su varie macellerie e poi mi sono messo in proprio. E hai finito di guadagnare, di essere contento, di essere felice, diciamo. No dai, diciamo che sono arrivate le soddisfazioni, insomma noi dopo abbiamo ancora il modo di lavorare diciamo di una volta, andiamo sulle stalle ancora a scegliere l'animale e poi lo lavoriamo dalla mezzena, tiriamo fuori tutti i tagli anatomici, facciamo tanti preparati pronti a cuocere, insomma cerchiamo di ridurre la filiera al minimo. Chi si occupa dei preparati e delle formule gastronomiche? Ma siamo un po' una squadra, siamo tutti assieme, la moglie, c'è il dipendente, io, esatto. Sì, facciamo tutte queste robe, poi abbiamo iniziato da un po' di anni a fare anche un po' di gastronomia, cota, di cui facciamo le porchette, roast beef all'inglese, poi qualche pronto arrosti cotti, appunto. A ottobre abbiamo qua la trippa, l'incontro con i 4 direttori di testata a livello nazionale, con 4 giornalisti, direttori di testate enogastronomiche e quindi dovrete inventarvi qualcosa sicuramente di buono. Ma scusami, mi sono già annoiato di intervistarti. Bene. Vado da tua moglie, vado. Raccontaci un po' questa splendida avventura, naturalmente stavo scherzando. Beh, è partito da solo, diciamo tra virgolette, nel 2006 Massimo. Io ero un po' da sostegno morale, però c'ero sempre, insomma, magari nel retrobottega, ma c'ero sempre. Intanto il Totem continua a aspettarci. Sì, dobbiamo sbrigarci perché sennò. E niente, siamo partiti comunque da zero praticamente, perché abbiamo ripreso in mano un'attività che era stata lasciata un po' andare. E un po' alla volta ce l'abbiamo fatta, una cosa che facevamo i primi mesi erano puzzle, cruciverba, perché non avevamo altro da fare, però dopo abbiamo avuto le nostre soddisfazioni e siamo contenti perché vediamo che comunque sia la clientela... Sì. Prima c'era il vice sindaco che anche ha le responsabilità del turismo, l'abbiamo intervistato, abbiamo detto che se non era per voi e per l'osteria qua di 2 ragazzi, io li chiamo 2 ragazzi, ma insomma sono Samuele, ex ribbista, è un impeto della natura nel vero senso della parola, per andare d'accordo con tuo marito che anche lui è sciuso, come diciamo noi da queste parti su Piave, ecco, so che deve essere stata dura, però so che va bene. Sì, siamo contenti, vedo che insomma i clienti apprezzano sia noi sia il nostro prodotto e cerchiamo sempre appunto di crescere, di trovare nuove cose, di trovare nuove idee per essere sempre al passo insomma con i tempi e con le richieste del mercato. Come vedi il futuro Massimo? Così concludiamo in apoteosi.
Beh, spero di continuare a fare questo lavoro, anche perché appunto come ha detto lei siamo sempre in sviluppo, cerchiamo di stare ai passi, adesso abbiamo preso anche la celletta per le frollature delle carni che è una roba che va, quindi insomma spero di continuare a fare questo. Facciamo un match con l'osteria del Picchio a Spilimbergo che fa le frollature delle fiorentine che sono una cosa eccezionale, le carni tue, la soppressa trevigiana e la soppressa friulana. Può andare bene come tema. È una bella sfida. Ok, buono. Aggiudicato, okay. Guarda che quando dico una cosa la faccio. Grazie a voi, al prossimo appuntamento. Grazie. In questo nostro pazzo giro per l'Europa delle scienze e della cultura stiamo portando una testimonianza di un prodotto assolutamente straordinario. Allora, non aggiungo nient'altro, lascio a te la parola per l'associazione Nostrano del Brenta. E ragazzi, lui è il personaggio che ci sta accompagnando in questo percorso che è del buon e bello vivere veramente. Ringrazio io te, Giorgio, che mi dai l'opportunità di raccontare una delle peculiarità venete forse più storiche, più speciali che abbiamo, ossia il tabacco nostrano del Brenta. Il tabacco nostrano del Brenta è un tabacco particolare, è un tabacco di natura havana intanto, il tabacco con cui si fanno i sigari più pregiati al mondo, i sigari cubani. E questa tipologia di tabacco è una specie, perché la famiglia del tabacco Havana è stata selezionata nei secoli, che abbiamo solo qui, solo nella valle del Brenta, e una storia che dura da 400 anni, una tradizione lunga da 400 anni, sì, da più di 400 anni. Questo tabacco arrivò alla fine del 500, all'inizio del 600, il periodo in cui il tabacco si diffondeva un po' in tutto il Veneto. Però lì la storia di questo particolare tabacco si differenziò con tutti gli altri tabacchi presenti nel territorio, perché nel 1652, nel momento in cui Venezia capì che poteva trovare un vantaggio fiscale dal tabacco, decise quindi di costituire il primo monopolio, quindi non si poteva più coltivarlo liberamente. I paesi della Valle del Brenta invece, forti di antichi privilegi, decisero di continuare liberamente la loro battaglia contro il governo veneziano e coltivare il loro tabacco liberamente, in maniera del tutto clandestina. E se non che però i dogi e la nobiltà veneziana nei loro salotti fumavano solo i tabacchi nostrani, perché questi contadini avevano individuato una specie particolare e avevano soprattutto trovato una tipologia di lavorazione del tutto particolare, soprattutto per quanto riguarda la macerazione. E la masera campesana, una macerazione particolare che dà valore a questa tipologia di tabacco, un valore aggiunto, diciamo. Ecco, questo tabacco quindi è stato apprezzato, nel 1763 Venezia scende a patti col territorio. Da quel momento in poi il terreno del fondovalle non è più sufficiente per coltivare il tabacco. Ecco allora che questa coltivazione comincia a cambiare anche morfologicamente il territorio, crea un paesaggio. Questa coltivazione ha creato un paesaggio, un tipico paesaggio del Veneto che è il paesaggio terrazzato della Valle del Brenta. Ha creato un paesaggio e ha creato anche una società, una sociologia particolare, perché cominciò il fenomeno del contrabbando, essendo questo diventato una monocultura. Quindi ogni famiglia che lo coltivava doveva una parte contrabbandarlo per le derrate alimentari. Ecco, questa è la storia in soldoni che è arrivata fino ai giorni nostri, fino all'Ottocento. Nel 1939, dopo le guerre, dopo l'immigrazione, le difficoltà, sorse a Bassano un consorzio agrario di tutela di questo prodotto, il consorzio Tabacchi Coltori Montegrappa. Il consorzio continuò a coltivare questa specie di tabacco insieme agli altri per produrre sostanzialmente sigarette, però alla fine del secolo scorso le leggi europee contro il fumo, giuste, portarono a un decremento del mercato delle sigarette, mentre si scoprì che il mercato del fumo lento era in crescita. E allora, vista la particolarità del tabacco, la qualità, si decise di fare una scommessa grandissima.
di tornare a produrre questo prodotto qua, che veniva chiamato, si faceva fin dal 1700, veniva chiamato il piffero del Brenta il piffero del Brenta, e si tornò quindi a produrre con questo tabacco esclusivamente sigari fatti a mano a partire dal 2012, salvando, oltre che la filiera del tabacco veneto, di quella zona del Veneto, salvando anche una maestranza, perché si cominciò a produrre i sigari grazie alla, diciamo, scuola che avevano 2 anziane sigaraie. Oggigiorno, se viene in consorzio, ci sono 20 sigaraie che a tutt'oggi fabbricano a mano il nostro sigaro. Il consorzio, a dire, che cura la pianta dal seme alla cenere, perché viene tutto trattato esclusivamente a mano e con molta diciamo, cura e amore per quello che si fa, seguendo le antiche tradizioni. Quindi una coltivazione che alle spalle ha una storia molto importante e soprattutto ben radicata, come dicevo, con un territorio, ma forse è più bello dire con un paesaggio. Ecco, poi noi siamo riusciti ad incrociare questa storia, così, questa banda di giornalisti che hanno dedicato a questo progetto, che erano legate alla figura di Luigi Veronelli. Luigi Veronelli era un grandissimo enogastronomo, ma soprattutto è stato quello che si è inventato le DECO, i prodotti a denominazione comunale, e si è battuto per i prodotti autoctoni. Bene, in questo, diciamo, percorso io ricordo benissimo la figura di Capovilla, il più grande maestro distillatore che il Veneto ha mai espresso, diciamo così. Bene, avete realizzato insieme a Capovilla, quindi un veronelliano doc, una grappa al tabacco. Cioè siete riusciti che io, l'ultima bottiglia che aveva, siamo riusciti ad aprirla insieme proprio nell'incontro che abbiamo fatto con Borghi d'Europa a Vicenza. Raccontare un po' questa splendida avventura che ha declinato le vie del gusto con le vie del tabacco. Sì, anche qui è stato un momento, un incrocio, hai detto la parola giusta, molto particolare. Era all'incirca il 2012, nel momento in cui uscivano i primi sigari, e c'era questa necessità di raccontare questa storia, raccontare questo sigaro, il prodotto e la storia, e volevamo farlo proprio a Bassano del Grappa, il comune laddove è nato il consorzio. E abbiamo trovato la spontaneità, il coinvolgimento di Capovilla a essere presente una serata. Capovilla è una persona che ama e continua a fare ricerca, a scoprire, innamorato del territorio, del scoprire le piante particolari, e lì con una stretta di mano abbiamo deciso, dai che partiamo con questa avventura. Lui già produceva una grappa tabacco, questo va detto, la produceva col tabacco Kentucky, quello con cui viene prodotto il toscano, però avere la possibilità di cimentarsi anche con un tabacco così particolare per lui è stata l'ennesima sfida, e ritengo l'ennesima sfida vinta con la sua proverbiale capacità. Bene, riproporremo il servizio che la rivista Ex Vinis di Luigi Veronelli ha dedicato appunto a Capovilla e al tabacco e alla grappa al tabacco nei prossimi appuntamenti del nostro itinerario anche lungo le rive del Piave. Grazie e al prossimo appuntamento. Itticoltura Tonini, Alessio, la nostra è una frequentazione ormai, ti frequentiamo quasi di più di tua moglie, è vero? Lo vedi tante volte, no? Ogni tanto, scusa la battuta. Dai, è una battuta. Nessuno. Uomini rudi e giornalistici. Arriva il primo antipasto. E che c'è di tuo qua? Ma dentro qua, nel piattino, ci sono i 2 crostini fatti con la trota salmonata affumicata, e vedo che li hanno preparati anche belli abbondanti, e quindi sarà proprio gustoso da assaggiare. Questa è una trota fatta da noi in allevamento a Saletto di Breda di Piave, nelle nostre acque di Risorgiva. È una trota iridea salmonata che per l'occasione è stata preparata affumicata. Ha un processo di salatura, un processo di affumicatura a caldo, e poi è pronta per essere servita. È una particolarità, è buonissima.
Ricordo poi che anche abbiamo fatto un altro appuntamento a Candeluda, a Manaretta, che è altrettanto buona. Esattamente, sì, là aveva proposto un cartoccetto, sì, buonissimo, che aveva aperto nel piatto con tutto il profumo che saliva, sì, eccezionale. Sì. Poi abbiamo le sardine sour che non c'entri niente te, ma è opera. Andiamo e vediamo quanto buone sono, perché Diceva, io l'ho trovate, non sono molto salate, abbastanza dolci, comunque le proviamo. il chef mi ha detto che ha riesumato una ricetta che gli è stata passata da suo nonno e quindi adesso proviamo a vedere come sono. Sì. Sai che su queste cose io sono sempre, nutro sempre qualche dubbio. per No, credere. non su questa, in generale, no, ecco. Mangiare per credere. Giusto, grazie. Secondo piatto con viticoltura Tonini, nonché Alessio, va bene, tra di noi. Che cosa ci hanno? È arrivato. Sì. Questo è un branzino d'acqua dolce, che è un persico spigola, è un pesce carne bianca, allevato da noi in allevamento a Saletto, è diverso dalla trota, ha delle caratteristiche abitative differenti, predilige l'acqua più calma, leggermente più calda, è un pesce che vive più sulla fine dei fiumi, dove l'acqua è più Foce. tranquilla, sì, è più tranquilla. Può vivere anche in mare, sopporta molto bene anche l'acqua salata, sì. È un parente stretto del branzino normale. Sì. Branzinoide, no? Esatto, sì. È un buonissimo pesce, questo qua era un soggetto Soffice, grosso. mi pare. 3 kg faceva questo, sì. 3 kg. 3 kg, sì, è una bella bestia, matura proprio perfetto, sì. Non è il filettino del supermercato. Non è il filettino del supermercato, non è un pesce fatto velocissimamente, ci vuole tempo per fare un pesce del genere, però la carne è bella tosta, morbida, cucinata bene, rimane bella morbida, succosa, ma ha la sua tessitura e la sua palatabilità è eccezionale. Sì. Accompagnato sarebbe la caponata veneta questa cosa. Sì, e con delle patate, con delle patatine tagliate a rondelle che sono state messe in cottura, a metà cottura del branzino è stato coperto dalle patate e l'ha accompagnato fino alla fine. Qua forse ci vuole un bel pino grigio di Italo Cescon allora, più che il fondo. Beh, lo assaggiamo volentieri, lo accompagniamo, sì, poi chiediamo al branzino se il vino è buono. Ma dice di sì di sicuro. Mi fa sì. Grazie. A dire la verità, con Antonio di Colmiottin di Pieve di Soligo, grazie alla Fivi, abbiamo già avuto molti incontri, ma soprattutto col suo vino, col fondo, che è una roba straordinaria. Raccontaci un attimo la tua splendida avventura. Ma allora questo vino col fondo nasce è stata un'avventura, è stata quasi una sfida tra me e l'enologo. Io che non lo volevo fare, l'enologo invece mi diceva no Antonio dai fai lo sforzo di farlo. Per fortuna questa volta aveva ragione l'enologo. Secondo me sì, poi sai perché vieni da un'idea vecchia ancora del papà eccetera che il vino col fondo era buono i primi 3-4 mesi e poi decadeva, aveva una sensazione di rame, di tante cose. Invece fatto con un sistema diciamo chiaramente con un po' più tecnologia, quindi lavorando con il freddo, con temperature basse, lavorando con lieviti, lieviti suoi naturali selezionati, eccetera, siamo riusciti a ottenere un prodotto che noi andiamo in consegna, quindi andiamo in degustazione dopo un anno di imbottigliamento. Non solo. E non lo vendi a 2 euro soprattutto, scusami la battuta. Sì, ma... no, chiaramente a 2 euro non lo vendiamo, ma perché la nostra azienda vale è piccola, molto di più. sì, è piccola. Io dico sempre una cosa a tanti miei clienti, quando vengono in Colmiottin, che è un anfiteatro naturale, Bellissimo, sì, posto bellissimo. un anfiteatro naturale dove la prima pianta è a livello 100 e l'ultima pianta è a 200, quasi 300 metri di altitudine, quindi quasi il doppio. Io gli dico una bottiglia ottenuta in questo vigneto, a quanto devo venderla? Eroico su serio. Esatto, non è una pianura dove è facile da fare, là si fa tutto a mano, però c'è la fatica, alla fine però c'è la soddisfazione che tu riesci ad andare in commercio con un prodotto che ha una storia, che ha un anno di vita ed è gradevole, fine e dura ancora un altro anno, non è un prosecco che dura 3 mesi. Non è vero che muore subito, che va Esatto, non consumato. muore, anzi,
migliora e si mantiene. Un vino ancestrale che si mantiene. Esatto, sì. E questa è la forza che ti dà per continuare. Il beato renologo. Facciamolo sì, dai. Facciamo un beato. Facciamolo beato, dai.